Ok, buongiorno. Io mi chiamo Floria, vengo da Romania, dal Transilvania. Sono arrivata in Italia nel 2003 perché da noi era un po' difficoltà di lavoro, di stipendi bassi, avevo problemi di mantenere i figli a scuola e così ho deciso di prendermi la vita nelle mani e andare via, venire qua. Ho trovato lavoro come assistente familiare tramite mia consuocera e così sono rimasta a lavorare in casa per anziani, ferma quando mi fermo. E poi ho trovato delle buone famiglie, mi sono trovata bene, a volte anche difficoltà con gli anziani che avevano malattie di Alzheimer, finché siamo abituati a conoscere i loro problemi, come prenderli, come capirli, è stato un po' difficile, ma con tanta volontà e pazienza ce l'abbiamo fatta. Dopo ho cambiato lavoro perché la persona è morta. Dopo un paio di anni ci siamo anche stancati, sono tornata a casa e poi ritornata qua perché ormai ci siamo abituati a lavorare qua, mi sono trovata bene, sono ancora qua. Eh, L'esperienza qui del gruppo, sì, la piccola rete che avete messo in sì, piedi. sono arrivata a Gemona nel 2007, ho lavorato per due anni uomini con problemi mentali. Sono trovata bene anche con loro, pian piano ci siamo conosciuti, siamo trovati bene. E tramite loro famiglia ho conosciuto assistenti sociali, quali hanno formato questo gruppo di assistenti familiari stranieri che hanno sede al Santa Lucia e ci troviamo bene. È una idea molto utile per noi. Almeno quando hai giornata libera non sai dove andare, qui si può stare. Poi abbiamo incontrato persone dal nostro paese, dagli altri paesi che ci siamo conosciuti, abbiamo fatto diverse esperienze con loro. Sì, io dico che è una cosa utile, che sarebbe bene di poterla tenere e andare avanti.